L'Acragas, agli ordini di Mister Vullo, ha completato la preparazione in vista della trasferta di Partanna Montello contro la locale Parbonfal, ex squadra dell'attuale presidente Giovanni Castronovo. Si giocherà in anticipo con l'obiettivo della vittoria, se non si vuole essere risucchiati dalle dirette inseguitrici. Ex della partita sono Lala e Caronia, entrambi in forza alla squadra palermitana nelle passate stagioni. Ma lo storico e polveroso stadio Lo Monaco sarà sicuramente teatro di un'autentica battaglia campale, dove si registrerà una sfida nella sfida tra gli attuali bomber del campionato, vale a dire Giuseppe Campino con 9 reti stagionali e il palermitano Giorgio Stassi con 7. Mercoledì scorso, invece, e cambiamo per un attimo l'argomento, il presidente Castronovo ha ricevuto la piacevole telefonata dal presidente delicata Scimonelli e del sindaco Galanti, i quali hanno ringraziato l'Acragas e la città di Agrigento per la solidarietà ricevuta a seguito del nubifragio che ha colpito la popolazione licatese la scorsa settimana. Inoltre il presidente e il sindaco delegato hanno augurato all'Acragas di compiere il salto di categoria così da disputare con alti valori sportivi un derby che manca da molti anni. Si tratta di un riavvicinamento tra le società e le due città, dopo anni di attacchi velenosi che il tempo ha finalmente riassorbito. Tornando a parlare dell'anticipo dello Monaco, va detto che la gara sarà diretta da Simone Nuzzo di Seregno, collaborato da Gerardo Calandra Sebastianella e Antonino Catanese, entrambi della sezione di Messina. Beh, mi sembra normale che noi dobbiamo aspirare alla vittoria sempre. Già l'avevo detto la settimana passata che la partita che andiamo a incontrare è sempre la più importante, chiunque sia l'avversario. Quindi ancora una volta lo ribadisco, per noi la partita è sempre la più importante perché abbiamo un blasone da rispettare e da far rispettare e quindi dobbiamo aspirare per forza, se abbiamo un obiettivo, di vincerle sempre. Poi l'incidente sul percorso ci può stare, ma non penso che possa succedere sempre, quindi la squadra è molto concentrata, sì, ancora qualche acciacco ce l'abbiamo, però siamo molto determinati ad andare a fare la nostra partita e portare il risultato pieno a casa. Io credo che molto dipenderà anche dal terreno di gioco. Il terreno di gioco è molto veloce, molto duro, non sappiamo se pioverà o non pioverà, è sabbioso, viscido, quindi molto veloce e quindi dobbiamo attenerci anche a questo, dobbiamo considerare anche il campo di gioco, perciò mi aspetto anche una partita anche un po' fisica, battagliera e quindi ci siamo preparati tutta la settimana anche a questo mentalmente, quindi tutte le partite sono difficili perché nessun avversario vuole fare la pecorella ed è giusto così, ed è giusto che noi abbiamo il dovere di rispettare l'avversario, abbiamo anche il dovere di rispettare il nostro blasone e l'idea di quello che vogliamo andare a fare. I giocatori della Rosa sono tutti disponibili oppure ancora c'è qualche giocatore che fisicamente non è in condizione o che ancora soffre dei postumi di qualche infortunio precedente? Questo ci diremo delle bugie, se vogliamo, noi dobbiamo valutarli tutti, i giocatori che oggi sono tutti disponibili, però è chiaro che sono disponibili rientranti da situazioni postume, quindi da problematiche e quindi piano piano li dobbiamo portare al 100%, ma non possono essere chi è stato fermo un mese, chi un mese e mezzo, chi ha avuto uno stiramento, chi ha avuto una contrattura, è chiaro che noi li possiamo avere tutti al 100%, sono tutti disponibili ma ognuno con la propria ferita da leccare.